Dal tuo... Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno Andrea, a te la linea. Grazie Natalia. Oggi speriamo di avere ancora Paolo Gulisano che ci racconterà, speriamo, della sua nuova battaglia contro i nuovi virus che sono tutta una battaglia culturale, si intende. Ricorderete che Paolo Gulisano, fra le mille altre attività che svolge, c'è anche quella di base, che è un medico. Nota la sua discesa in campo assieme ad altri noti personaggi, diciamo, in una condizione di diffidenza nei confronti dei vaccini anti-Covid. Niente di così gridato, perché è tale la misura, l'eleganza, la signorilità di Paolo Gulisano che non c'aveva bisogno di urlarlo. Però sicuramente sappiamo che ha fatto molto anche in questo campo ed è stato vicino a chi ha sofferto in conseguenza di quello che è accaduto. La mia posizione, peraltro, di tanti anni di radio è di un certo scetticismo su tutto, non solo perché io non conosco la medicina, quindi non sono in grado di giudicare, ma perché faccio fatica a vedere delle verità troppo decise, precise, ecco, chiare e nitide. Viviamo nel mondo delle non verità, questo è un dato di fatto, da qualsiasi parte noi proviamo a guardare. In attesa di riuscire a scovare il nostro grande medico e scrittore Lariano, oramai famosissimo, io vi vorrei parlare di una scaletta che riguarda la trasmissione di oggi. Oggi arriveremo a parlare anche e soprattutto di Marilyn Monroe, perché ai primi di giugno del 1926 nasceva la diva per eccellenza. Marilyn Monroe ha simboleggiato il Novecento, pensate un po', è riuscita a battere tutte le altre dive dello schermo, della TV, della presenza pubblica, delle grandi performance. Eppure ha vissuto soltanto 36 anni, essendo morta i primi di agosto del 62. Vedremo poi cosa ha significato tutto questo sul piano simbolico. I personaggi non sono soltanto degli incarnati umani con specifico destino e carattere, segnano anche dei passaggi temporali, diventano delle metafore del nostro modo di essere, di vivere nella storia. Perché il mondo contemporaneo non è fatto soltanto di battaglie, di diplomazie, purtroppo anche di guerre vere e proprie, come vediamo, non è fatta soltanto di gravi tragedie naturali e umane, non è fatta soltanto di malattie, appunto, ma è fatta di icone, si dice, appunto, personaggi che hanno battuto il muro del suono, sono riusciti a superare il muro del suono. E poi parleremo anche, verso la fine della trasmissione, di un libro che io considero fondamentale, uscito esattamente 30 anni fa, Ludovico Gatto, l'autore, uno storico, Comuni e signorie dell'Italia, l'Italia dei comuni e delle signorie, della Newton Compton. Era uscito nei Tascabili, poi ci ritorniamo, ma ebbe subito un enorme successo, proprio in quel finale degli anni 90, proprio perché finalmente spiegava a tutti, uno, che cosa è realmente accaduto nell'Italia del centro-nord da cambiare il corso della storia, si può dire. Due, in che misura, in che forma alcuni movimenti politici, non parlo solo ovviamente della Lega, si sono rifatti a quell'epopea straordinaria dei comuni e delle signorie. Io però, prima di iniziare, sempre nell'attesa di smuovere il cranio geniale, super mistico di Paolo, volevo fare i compleanni a un personaggio davvero unico nel suo genere, che ha connotato la storia della televisione italiana degli ultimi perlomeno 30-40 anni. Oggi compie 70 anni Piero Chiambretti,
volgarmente detto Pierino la Peste. Piero Cambretti era nato infatti ad Aosta, il cognome è un cognome piemontese, per intenderci, nato ad Aosta il 30 maggio del 1956. Così siamo arrivati anche ai 70 anni di Pierino la Peste. È difficile pensare a un altro personaggio così peperino, così immobile, così pronto a far sorridere come Piero Cambretti. Io ebbi la fortuna di incontrarlo il festival che si tiene a Marina di Pietrasanta tutte le estati. Non parlava dal palco, era lì in uno stato di abitudine che soltanto i veri uomini di spettacolo possono esercitare. E sornione, sempre pronto a una battuta fulgida e determinante. Ma Piero Cambretti è qualcosa di più. Piero Cambretti ha rivoluzionato la televisione italiana. A me non interessa sapere come la pensa esattamente Piero Cambretti. Qualcuno lo considera di sinistra, qualcuno lo considera di destra. Ma non è questo il punto. Non si può ragionare sempre secondo le direzioni destra, sinistra, alto, sotto, basso. Ma chi se ne frega? Questo è un personaggio, oltretutto appunto vicino diciamo a un temperamento classico dell'uomo del nord e comunque dotato di una comicità innata e straordinaria. Piero Cambretti perché ha rivoluzionato? Oggi compie 70 anni, vi rendete conto? 70. Perché ha rivoluzionato la televisione italiana? Perché ha capito che era arrivato un tempo assolutamente nuovo, capace di trasformare, di trasferire qualsiasi forma di spettacolo. Non si trattava più né di fare varietà, siamo negli anni '80, né di fare varietà classico, né di scimmiottare diciamo una forma nuova tipo drive-in importato da format americani, poi sull'America ci torniamo alla seconda parte, nel bene e nel male, e quindi di strafare con degli atteggiamenti dove appunto l'ammiccamento al sesso o ad altre forme di vitalità, peraltro assolutamente accattivanti, e io ero un appassionato di drive-in, si intende, non equivochiamo, però Cambretti capisce che è arrivato il momento, specialmente per la televisione di Stato, di cambiare registro e di introdurre un movimento assoluto, un minuetto spettacolare che sia in grado di alternare le battute con interviste giuste ai personaggi magari anche nascosti, che però lui stesso ha fatto riemergere, e ad altre situazioni che evidentemente tendono a demistificare una condizione, una persona, un'epopea e renderla ironicamente commestibile a un pubblico già negli anni 80-90 che non aveva più voglia di aversi davanti il personaggio tronfio, capito, alla Giorgio Albertazzi. Anche qui Giorgio Albertazzi è stato Dio nel teatro, però pensate quanto Giorgio Albertazzi fosse tronfio, pieno di sé, no? Questa visione assolutamente autoreferenziale. Ecco, Cambretti demistifica e ci porta a conoscere personaggi nel suo modo, nel loro modo, nel suo modo di intendere di Cambretti, umili, personaggi venuti fuori dal nulla. In questo una vena, secondo me, pedemontana, oscana, lui era nato da Aosta, va bene, la famiglia è torinese e piemontese, quindi una tradizione che riporta così a quel gusto della satira sottile, sardonica, sofisticata ed esoterica al tempo stesso. Grazie di essere esistito e di continuare a esistere ancora, speriamo, per tantissimo tempo. Cambretti l'abbiamo visto negli ultimi anni anche con produzioni Mediaset, non sempre riuscitissime, perché non è facile riuscire a incunearsi, specie
in una popolazione che è prevalentemente femminile, che oramai è cambiata nel tempo e che ha anche in qualche modo ridimensionato le grandi invenzioni, non lo dico per cattiveria, di Chiambretti stesso. Intanto, Natalia, come vanno le cose? Niente da fare con Gulisano? Ancora nulla, no. Ancora nulla, prova in continuazione, perché vorremmo sapere qualcosa sull'antivirus. La trasmissione è aperta, la cultura è a 360, dalla scienza allo spettacolo. Ma appunto vi dicevo, all'orizzonte un centenario fuori dalla norma, che sappiamo già in America è cominciato a essere celebrato alla grande, su un personaggio che chiamare icona del Novecento è dir poco: Marilyn Monroe. Marilyn Monroe nacque i primi di giugno del 1926 in un'America che scopriva il benessere, scopriva, prima di quella grande colpo che fu sicuramente la crisi della borsa del 29, scopriva appunto la possibilità di essere felici in una certa maniera molto occidentale, nel bene e nel male. Marilyn Monroe cresce, ha delle conoscenze giuste, il fisico adeguato ai gusti di allora. Arriviamo agli anni 40-50, che è il boom. Marilyn Monroe si afferma come la più grande star al momento americana e fra le maggiori mondiali. Non c'è un rapporto soltanto con Hollywood, che sicuramente pesa, c'è un rapporto anche con la costa orientale e, come tutti sanno, un rapporto con alcuni politici, fra cui primeggiano i fratelli Kennedy, sui quali adesso ci ritorneremo. Ma che cosa possiamo dire di quell'icona? Perché è stata amata tanto? Perché è riuscita a godere in tutto il mondo e anche in Europa di una fama, di una gloria, di una fortuna, di un modo di essere e di fare di presentarsi, evidentemente, soprattutto di bucare lo schermo, che ha immortalato un sogno. Più in generale sicuramente l'American Dream, il sogno americano. Sì, perché diciamola tutto, quel sogno americano che ha investito poi l'Europa, che l'ha catturata per moltissimo tempo, perlomeno fino agli anni '80, quel sogno americano non era fatto soltanto di nuovo genere cowboy, di volontà di dettare al mondo le leggi della libertà e della democrazia, dettare, a volte imporle, certamente, ma intanto c'è stato il gioco. L'Europa è stata al gioco, parte dell'Asia, dell'Africa è stata al gioco, il Sud America è stata al gioco. Ma più in generale, perché, ripeto, nella mia mente faccio difficoltà a dividere la dimensione politica da quella della cultura, dell'arte, dello spettacolo, sono intrinsecamente osmotiche. Lei ha incarnato quel sogno americano, è riuscita a incarnarlo, perché era fatta in quella maniera lì. Il gusto estetico di quegli anni, soprattutto degli anni 50 fino, direi, al massimo a metà anni 60, che le mode fanno anche presto a passare, era un gusto che preferiva un femminile non magro, ben incarnato, abbastanza voluminoso ma non troppo, con dei visi tendenzialmente dilatati. Quella era il modello bambola e lei ha incarnato quel modello bambola. Lei si è accorta di essere la bambola con la B maiuscola, la bambola della Terra, del pianeta, dell'universo. Ha sfruttato fino in fondo, o forse è stata anche sfruttata dal marito, dagli amanti, dalla politica. Non si è resa conto fino in fondo che stava giocando una partita più grande di lei, una partita con la vita da una parte, con la vita del mondo e con la morte
con la morte sua e la morte anche di una scommessa, di un sogno. Vedete, io posso capire chi da estrema destra e da estrema sinistra mi sussurra all'orecchio: vade retro Satana America, l'America è stata Satana, l'America ci ha intortato schifosamente, l'America ci ha dettato non solo le sue leggi ma il capitalismo più becero, l'America è stata il vaso di Pandora, l'America ha portato il male nel mondo, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, però noi ci siamo stati a questo gioco, ci è piaciuto immensamente. Noi, ragazzini di allora, bambini e poi ragazzini, almeno fino agli anni '80, siamo stati edulcorati, siamo stati educati in una certa maniera, abbiamo detto altre volte, piccolo medio borghese della Valpadana, ma siamo stati insufflati sia da parte dei nostri genitori, sia da parte di quel mondo che noi vedevamo avanzare in tutte le sue forme, dalla cultura al divertimento, all'automobilismo, alla voglia di giocare e di amare in senso lato, siamo stati forgiati da questo mondo pieno di luccichini che è stata l'America. È difficile, io posso razionalmente capire che l'America ci ha rovinato, ma con la pancia e col cuore rimane in me dentro l'America. Capite? Le confessioni di un padano quest'oggi. Perché quando sono crollate le Twin Towers, e adesso ci arriviamo a stabilire un rapporto fra il seno di Marilyn e le due torri. Ci arriviamo, abbiate pazienza. Quando sono cadute le due torri, era il settembre del 2001. Io ho pianto perché mi sono visto crollare un mondo. Il World Trade Center sarà stato il massimo del capitalismo, del mercantilismo, del consumismo, però era il nostro mondo, era il mondo in cui noi ragazzi abbiamo creduto, capite? Mi capite in questo momento? Pensare che Radio Libertà possa diventare il lettino di uno psicanalista. È così. Le Twin Tower sono state un'offesa e quell'offesa ancora ci fa contorcere il budella, passa attraverso tutti, l'ho detto l'altro ieri Capezzone in televisione, passa attraverso tutti gli attentati che ci sono stati nell'ultimo quarto di secolo da parte del mondo musulmano, che certamente è un mondo, e chiudo questa piccola digressione, è un mondo così lontano da quello americano, così occulto nelle sue vertigini ossessionarie, che diventa difficile riuscire a decodificarlo fino in fondo. Ma ritorniamo a Marilyn Monroe. Marilyn Monroe è amatissima, è stata amatissima, ma ha portato avanti quell'immagine precisa, un'immagine fisica, estetica. Ecco perché vi dico sempre, l'estetica è fondamentale, perché l'estetica è il veicolo di un'etica, di un modo di essere, di un modo di pensare. E quell'estetica è finita a metà degli anni '60 perché è cominciato un altro mondo. E in un certo senso la fine di quel mondo meraviglioso, del vero American Dream, è stato proprio nell'agosto del '62. Perché poi è cominciato a venire avanti un mondo che era fatto di contestazione, era fatto
fatto di apparente rivoluzione. Era fatto, attenzione, a livello estetico, di minigonne e corpi longilinei, magri, diversi, molto diversi da quelli di Marilyn Monroe. Pensate a Twiggy e alla minigonna che appare proprio nel 66, nel 67. Pensate all'immagine femminile delle attrici che cambia radicalmente rispetto a Marilyn Monroe. Ma Marilyn Monroe non muore, come se fosse stata la scommessa più alta della civiltà umana con la scena femminile. Novella Venere, si disse, sorta dalle acque di un fiume americano, ma ancora ricordo i ragazzi della mia età, ogni riferimento a Chiambretti è puramente casuale, continuavano a mantenere ancora negli anni 70 forte il mito di Marilyn Monroe, come diceva qualcuno, una pallida madre che comunque ancora, nonostante la morte, cerca di tenerti vicino a sé e di mostrare la via della luce, quando sappiamo che su quella via della luce c'è anche la perdizione. E qui diventa necessario accendere un po' le luci rosse, mi spiace, perché sicuramente Marilyn Monroe si lascia andare, usa barbiturici, conosce una coppia che qualcuno considera angelica, qualcuno diabolica, i due fratelli Kennedy. I due fratelli fanno sentire a Marilyn Monroe il brivido dell'orgia, diciamo così, della Casa Bianca. Non venne fatta la Casa Bianca, ovviamente, ma era un'orgia da Casa Bianca. Vedi un po', Marilyn, ti presento, disse John, il mio fratellino è ancora vergine. Pensaci un po' tu, ma c'è di più. Coi due seni, chiudo la prima parte al fulmicotone, il seno tenuto nella mano di John Fitzgerald e il seno tenuto nella mano di Robert. Quei due seni si trasformeranno dopo 38-39 anni nelle Twin Towers. Perché? Perché la potenza simbolica di una donna genera i disastri, i piaceri e i disastri futuri. Dei piaceri l'abbiamo detto, come recupero iconografico assoluto, adesso è uscito un film, ma ne usciranno degli altri, come rimpianto di un mondo che è stato al massimo livello della libertà e della felicità, ma anche i disastri, certo, perché da quella scommessa col diavolo dell'orgia stile Casabianca, ebbene, è nato anche il dopo Marilyn, con l'inferno di qualcuno che proclamava la sede del governo americano, e più in generale ovviamente New York come massima capitale, la proclamava appunto centina di vizi da punire attraverso lo scontro delle civiltà. Scontro delle civiltà che non è mai finito e che non è morto, capite? Qual è il segreto occulto collegamento fra la scommessa col demonio di allora e quello che accadde molto dopo, quando si scoprì che appunto forse l'America aveva pigiato troppo
la quinta marcia, la quarta marcia, la quinta marcia, e anche i due angioletti, quelli che dovevano Ich bin Berliner, Kennedy, quello che doveva trasformare il mondo, era soltanto una scommessa col diavolo, perché se non ci fosse stato Kennedy non ci sarebbe adesso Zoran Mamdani, parliamoci chiaro. Questa è la voce della libertà, questa è la voce della coscienza. Chiudo qua la prima parte, mi sono già sfogato abbastanza. Sentiamo il break dalla nostra Natalia. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Di nuovo a te la linea, Andrea. Grazie. A quanto pare il nostro dottore è impegnatissimo a salvare vite umane. Dovete avere pazienza, avremo modo sicuramente di risentirlo. Adesso sta tentando ancora e sappiamo che chi sta lavorando in quel contesto non si trova spesso e volentieri di fronte a degli imprevisti, a delle giornate. Sabato non è propriamente un festivo, quindi dovete soltanto avere pazienza e rinvieremo sicuramente a prossima data le opinioni di Paolo, del dottore, rispetto all'antivirus e all'Ebola, ecco, augurandoci ovviamente che l'antivirus e l'Ebola, siccome stiamo parlando di cose proprio non proprio belle, come avete capito, vengano debellate e ridebellate nuovamente al più presto, ben più nel meno del Covid. Io vorrei finire il discorso su Marilyn Monroe. Poi direte, mi sono lasciato prendere la mano. Però è una figura troppo importante, Marilyn Monroe. È una figura di odio ed amore che è entrata in tutti noi. Io, certo, se mi rivolgo, non dico a un millennial, ma a una persona nata negli anni '80, già farà fatica a tornare indietro a Marilyn Monroe. Però, guardate, ci sono delle figure, delle icone che più passa il tempo, più rimangono importanti. Pensate certamente delle figure politiche come Napoleone o Garibaldi, nel bene e nel male, si intende, ma pensate anche proprio a personaggi dello spettacolo. E pensate anche a quei personaggi dello spettacolo italiano che hanno più avuto a che fare col mondo americano. Penso a Mai Buongiorno, che è stata, Mai Buongiorno ha rappresentato un grimaldello di quella infusione di idee, di forze, di spunti, di realtà del mondo americano nel mondo italiano. Ma è soltanto un esempio, ovviamente, di una pletora enorme che ha attraversato ovviamente i telegiornali,
nel rapporto anche particolare che c'è stato negli anni 60 nella grande corsa alla Luna, no? E l'importante è capire sempre quanto questo rapporto sia stato determinante per noi, praticamente fino ai nostri giorni, nelle scelte che sono trapassate attraverso l'arte, la cultura e lo spettacolo, ma non solo, cioè perché uno potrebbe pensare ovviamente a una visione, soltanto a una visione liberale di destra, qual è la nostra visione, ovviamente con forte iniezione di leghismo, ma in realtà il mondo americano è diventato determinante per la sinistra. Penso a Walter Veltroni, penso a tutta una serie di spunti e di condizionamenti che hanno poi generato dei miti isterici, appunto. Abbiamo parlato prima dei Kennedy, quelli che tenevano in palmo di mano le tette di Marilyn, letteralmente. Abbiamo pensato naturalmente a tutto quello che è accaduto dopo fino a Barack Obama e alla sua mogliettina, che sono diventati dei miti assoluti, naturalmente, anche qui isterici, soprattutto del pubblico femminile di sinistra, e a tutto quello che è accaduto praticamente fino ai nostri giorni, determinante nel contrastare anche un'immagine che certamente sarà schizoide, sarà un'immagine, come dire, mediaticamente allucinata. Sapete a chi mi riferisco? Mi riferisco ovviamente a Donald Trump. Ma il modo con cui un certo tipo, no, di intelligenza di sinistra reagisce a Donald Trump è qualcosa che non ci permette di vedere fino in fondo quanto i costi del sogno americano, cioè di quella brutta fine di Marilyn, no? Nell'agosto del 62, di quella discesa agli inferi, il costo ce lo sta ripagando anche ce la sta tentando di rifondarlo, di ripagarlo l'America di adesso, capite? Con tutte le sue follie. Ma perché? Perché alla follia, che ovviamente nasce dentro la società americana, ma si sviluppa soprattutto fuori, nel mondo che lo avversa, sia planetario che politico, alla follia si può rispondere solo con la follia, mi capite? Come quanto sia davvero importante quello che De Marchi, famoso studioso, diceva, la psicopolitica. La psicopolitica a livello internazionale è diventata una neuropsicopolitica per tutti i capi di Stato, e certamente da questo non si esime sicuramente anche Donald Trump. Però non possiamo gettare via il bambino con l'acqua sporca, mi capite? Perché il tragico tentativo, secondo me, dell'attuale presidente degli Stati Uniti è quello di riuscire a salvare il salvabile. Ecco, non lo voglio giustificare naturalmente, però noi ci troviamo di fronte, altro che alle tette manipolate di Marilyn Monroe, altro che alle Twin Towers, al più grande attacco verso l'Occidente. Vogliamo svegliarci, questo è il più grande attacco contro il nostro Occidente, contro la nostra Europa, contro la nostra America. E quindi valeva la pena fare questa riflessione. Adesso un libro, L'Italia dei comuni e delle signorie. Io rimpiango ancora quella collana meravigliosa della Newton Compton. I tascabili economici della Newton Compton. La Newton Compton è una casa editrice romana, pensate un po', che però si avvale ovviamente di tipografie del nord, che costano meno in relazione agli introiti. Nella collana, che si intitola Il sapere, pensate, costavano 1.500 lire. Ma cosa sono oggi 1.500 lire? Io non ho insegnato matematica, fate voi. Questi libri, comunque di una centinaia di pagine, ben congegnati, ci permettevano, negli anni 90,
in questo caso esattamente 30 anni fa, di entrare al cuore di un problema. Ludovico Gatto, grandissimo scrittore e storico, ci scrive appunto l'Italia dei comuni e delle signorie. Era appunto il 96. Se vi ricordate, nel 96 c'era un forte dibattito. E poi ogni epoca è caratterizzata non solo da icone, miti, situazioni particolari, trasversali, no? Economico, strutturali, sociali, di moda, abbigliamento, arredamento. No? Ricordate l'arredamento degli anni 70, a Poix, poi c'è arrivato l'arredamento degli anni 80 che ha ripreso il classico. Bene, negli anni 90 c'era un tipo di arredamento, cioè stiamo parlando di arredamento per le case, che tende a ridare fiato al cosiddetto neorazionalismo. Su questa scorta culturale anche la scuola, l'università e l'editoria si danno da fare. E ci si chiede, ma l'Italia quando è nata veramente? È nata con l'antica Roma o è nata con i comuni e le signorie? A questa domanda dà la risposta Ludovico Gatto, l'Italia dei comuni e delle signorie. Ovviamente il riferimento è alla Padania, alla Liguria, alla Toscana, fino a Roma. Il sud, diciamo, in quel periodo, siamo fra il 1000 e il 1300, non ha ancora raggiunto un livello, non è un bacchettare dei minus abens, cioè beati loro che stavano ancora in paradiso perché non avevano conosciuto alcune distorsioni anche tipiche del mondo signorile, ma certamente non avevano raggiunto quel livello di benessere che c'era al nord. I comuni quindi maggiori si approntano attraverso tutta una serie di spunti di cui abbiamo già parlato diverse volte, la zecca, diciamo così, il capitanato dei signori o pre-signori, il richiamo di un sindaco o signore esterno, quando poi è venuta meno l'efficienza del municipio, quindi della cattedra, io la chiamo cattedra perché comunque il governo di allora era anche una forma di insegnamento di ogni municipalità. Il comune di Milano, col Palazzo della Signoria, l'esempio più fulgido, ma palazzi dei signori poi ce ne sono stati in tutta Italia del Nord. Quello che Ludovico Gatto ci insegna con questo libro, L'Italia dei comuni e delle signorie, Newton Compton, è che lì nasce veramente l'Italia ed è un concetto che a me è molto caro e che va a favore del leghismo 2.0, cioè l'Italia non è nata nell'antica Roma, l'Italia, perché appunto c'erano ancora forti elementi etnico-culturali estranei alla romanità, non è nata nel primo Medioevo, non è nata con la Chiesa l'Italia. La Chiesa ha contribuito certamente a dissodare terreni, a favorire la rinascita anche in moltissimi casi, però non ha creato i comuni e le signorie, la Chiesa, sia chiaro. L'Italia nasce proprio con la grande temperie della Lega Lombarda e del mondo toscano pre-rinascimentale, fino certamente ad arrivare a Roma, alcune zone delle Marche, dell'Umbria, non ci sono dubbi. Napoli città è una città decorosa, dignitosa, bella, ancora nel 300, nel 400, ma fa da sé, perché è un porto sul Mediterraneo soprattutto, che gestisce anche una ottima borghesia, pensiamo a Boccaccio, al Decamerone di Boccaccio che lo descrive, ma non è paragonabile dal punto di vista strutturale ai comuni e alle signorie. Il comune è l'essenza stessa dell'italianità del centro-nord e l'essenza stessa del modo e della maniera con cui ciascuno degli abitanti borghesi, sottolineo, no? Burgenses,
delle città, delle nostre città, voleva gestire il territorio, ma anche la società. La società rimaneva fortemente religiosa nella misura in cui non si sentiva allora, almeno fino al 1400, abbiamo detto la volta scorsa l'apparizione della Madonna di Caravaggio è quanto mai sintomatica, ma non si sentiva una crasi, cioè una contraddizione fra la dimensione ecclesiastica e la dimensione lavorativa, commerciale e borghese. E tutto questo ci viene raccontato da uno storico vero che romano, ma sicuramente molto attento all'evoluzione di tutta l'Italia in tutte le sue fasi e le sue forme. E se voi andate a rileggere soprattutto la Signoria di Firenze, cioè il capitolo dedicato alla Signoria di Firenze, sulla quale sapete chi si era interessato di questo argomento della Signoria di Firenze? Gaetano Salvemini, che è stato uno dei più grandi federalisti italiani. Andiamo a rileggere Gaetano Salvemini. Gaetano Salvemini, pugliese, ha capito 100 rotti anni fa che la società italiana deve essere federale, prendendo spunto da alcuni modelli che c'erano nell'Italia centrale, soprattutto nel 300. Cioè, per esempio, la Signoria di Firenze, che funzionava benissimo. Ovviamente non stiamo parlando soltanto della parte culturale dei Medici, ma stiamo parlando di quello che saranno i Medici, ma poi anche sicuramente della struttura interna a tutta, al rapporto particolare fra il patriziato e il mondo plebeo o il mondo più decisamente artigianale. Ma queste pagine sono pagine che io, cioè fino agli anni 90, non ero riuscito a leggere. Perché? Perché c'era di moda ancora negli anni 80 una sorta di ritorno al feudalesimo, no? Pensate a autori stranieri come Bloch, Mark Bloch, pensate a tantissimi altri autori che avevano decantato ancora il feudalesimo come struttura fondante dell'Europa. È vero, ma non in Italia, perché in Italia il feudalesimo è andato via presto, cioè è morto abbastanza presto, perché grazie a Dio al posto dei feudi, che ovviamente non erano il massimo della civiltà, lasciatemelo dire, avanzarono le borghesie comunali. Avanzarono molto di più nella pianura padana che nella Valle della Loira o nell'Amburghese, mi capite? Ecco perché noi dobbiamo essere orgogliosi della nostra civiltà, orgogliosi, assolutamente orgogliosi. Siamo stati i primi attori, siamo stati l'avanguardia del mondo, l'avanguardia del mondo. Quindi sono tanti gli spunti che questo libro, dopo 30 anni, non so se è ancora reperibile in qualche forma nelle librerie. L'Italia dei comuni e delle signorie, Ludovico Gatto, pescabili con l'omicidio. Non so se ne è stata fatta una nuova edizione, perché voi capite bene che raggiungendo a poco l'età di Cambretti, io non è che possa permettermi di continuare a prendere gli stessi libri che ho. Sono un po' ammuffiti, la carta oramai è gialla, e ogni tanto vadanamente li usmo, questi libri, e sento, che piacere, che godimento. Ecco, però non è che possa andare a chiedere io, chiedetelo voi, se no andate in una bella biblioteca rifornita comunale, lo troverete sicuramente. Ecco, sono 100 pagine, ma caspita, 100 pagine, io in 100 pagine c'ho in mano la storia, la storia d'Italia ed Europa, Ludovico Gatto, l'Italia dei comuni e delle signorie, cioè quell'Italia che ha creato come il seme, ha creato i frutti, non dico di oggi come 2026, insomma, ma dell'Italia, quella che poi è arrivata, del Rinascimento, del Risorgimento anche. Sono finiti i tempi in cui adesso noi dobbiamo accanirci per forza contro il Risorgimento. Anch'io ho fatto la mia battaglia contro Garibaldi, mi ha citato il Corriere della Sera, ha detto questo qua Rognoni è pazzo, ce l'ha contro Garibaldi. Ma io non ho niente da rimangiarmi come le parole, però dico che quella età è finita perché dobbiamo capire che quello che è successo non ha impedito poi il risorgere di tanti spunti basati sulla rilettura della storia certamente, ma anche sulla progettualità
metapolitica, che tante volte da queste onde abbiamo tentato di divulgare, va bene? E che comunque vede il Risorgimento come un atto incompiuto. Cioè dobbiamo portarlo a termine fino in fondo, ripescando quelle virtù dell'Italia comunale e signorile. E dobbiamo permettere finalmente che un reale federalismo, e qui c'entra ancora un po' l'America, no? Perché voi direte, cioè, ma l'America è molto più grande dell'Italia, non ci sono paragoni. Ma a volte non è una questione matematica, è una questione di intenti, di volontà, di obiettivi. Noi possiamo essere come l'America, possiamo essere il più grande Stato federale del mondo. Mettiamocelo in testa. Non c'è bisogno di Marilyn Monroe. E allora, vedete che certe volte cos'è la serendipity? La serendipity è quel tipo di attitudine per la quale io sto cercando qualcosa e trovo qualcosa d'altro. Cioè mi metto a cercare un filone che magari sembrerebbe non avere niente a che fare con quello che poi viene fuori qualcosa che è davvero straordinario, no? Perché non siamo riusciti a contattare Gulisano? Perché non era destino. Adesso sappiamo che l'antivirus sarà sconfitto, sappiamo che la nuova Ebola sarà sconfitta, ma non sono le malattie corporali, sono le malattie morali. Avete sentito Capezzone cosa ha detto? Capezzone ha detto: io non ho mai visto un ragazzo italiano che non trova lavoro e va in giro per il mondo con i coltelli e la Ferrari Luce. Stavo per dire, lunedì ne parliamo della Ferrari Luce, di cultura popolare. Io non ho mai visto con la Ferrari andare a spingere l'acceleratore contro la folla. E poi cosa ne dite di quella signora di Viareggio, la Del Pino, no? Che esce dal ristorante dopo essere derubata e schiaccia l'acceleratore contro il marocchino che le ha tolto l'anima. Va punita, ma non può essere punita con l'ergastolo. Quando finiremo per dare 12 anni a Sarim El Khudri, mi ribolle lo stomaco. Sì, voi dite, d'accordo, Rognoni, mantenga la pazienza. Ritorni a uno stato di parvente normalità. Non è facile, ce ne sentono di troppe. E anche la cultura deve far capire che a questo punto è un problema culturale, mi capite? Cioè il diritto è degenerato. Il diritto, la scienza del diritto, negli ultimi 50 anni è letteralmente degenerata. Cioè c'è qualcosa che non va nella rilettura e nella necessaria rifondazione di un diritto che sia commisurato al senso, al buon senso, no? Della vita e delle virtù umane e dei vizi anche, perché non si può più andare avanti così, diventa intollerante tutto questo discorso. E quando vedo quelle bandiere inglesi che scendono in piazza, no? Con la croce di San Giorgio, che è la croce anche di Genova, scusate, adesso veramente oggi andiamo così un po' all'appannaggio dell'arrembaggio, no? Come diceva Chiambretti, all'appannaggio dell'arrembaggio. Ma sento una trasmissione adesso su Rai 3 in cui si intervista, non faccio il nome, una nota giornalista genovese del Manifesto. Mamma mia, che sbrodolamento! Io sono stata, io ho fatto, io ho capito tutto, io ho letto il meglio della letteratura, io ho conosciuto i posti migliori del mondo. E ce l'avete contro l'America.
Noi siamo arrivati a un grado di strafottenza, siamo arrivati a un grado di alterigia che sicuramente abbiamo battuto l'America, ma di gran lunga. Per cui quello che voglio dire, appunto, ritornando a bomba, è che il problema è un problema che è diventato culturale. Cioè noi non possiamo più ammettere che una nostra cultura, radicata fortemente nell'Occidente, possa accettare l'eversione illegale a favore dei rei e dei criminali. Lo voglio dire chiaramente, senza mezzi termini, perché siamo convinti che l'unica ragione possibile è la ragione della libertà borghese. Non abbiamo paura di quel mondo islamo-marxista, di quel mondo che è nato dallo sterco della storia, dallo sterco più assoluto della storia. Basta, non ne possiamo più. Ecco. Anche Natalia sarà strabuzzata, non ha mai sentito un Rognoni così, vero Natalia? Vero. Insomma, quando si entra nel segno dei gemelli le teste diventano calde. Ogni riferimento è puramente casuale. Grazie infinite a te e a tutti, un grande abbraccio e soprattutto Venezia risorga. Ci risentiamo lunedì comunque con Cultura Popolare. Venezia risorga, risorga Venezia per sempre. A risentirci. Avete ascoltato Cultura e Arte